animali, questi sconosciuti. Vai con la regia, vai! Ragazzi, per la serie Gli animali, questi sconosciuti, parleremo di cose che mi sono sempre stupito fin da piccolo. Innanzitutto ditemi se non abbiamo gli stessi problemi tutti. Da piccoli io ho sempre pensato, nella mia infanzia, il bue, sai che è tutto bue? No, non è che voglia far ridere, ma scusate, il bue, da dove nasce il bue? Il bue nasce, no dalla bua. Il bue nasce da un toro e da una vacca, ovviamente. Però il bue non ha più niente del toro. C'è il toro, questa fierezza del toro, le corna, c'ha, sai, delle multifilter. E c'è il bue, c'ha un attaccapanni qui con le corna, cioè con gli occhi, quando dici mi faccio 2 uova all'occhio di bue, non dici mica all'occhio di toro, all'occhio di bue proprio stravolto. E un altro suspense che io mi sono portato avanti per 10 anni nella mia infanzia è stato il mulo. Ora ditemi, il mulo è un ibrido, da dove nasce il mulo? Ve lo dico io, perché mi sono studiato dei libri, non delle stupidaggini. Il mulo nasce da una cavalla e da un asino e diventa un ibrido, cioè non può più procreare il mulo. Come fanno a convincere una cavalla di razza ad andare con uno così? Cioè con un asino. C'è una tecnica che io ho visto, la cavalla la bendano. Vi giuro, ve lo giuro, bendano la cavalla. Prima di bendarla gli fanno vedere, non so, quel cavallo del Vidal, sai, quello bianco. Glielo fanno vedere, vi giuro. Poi la bendano e gli mettono una cosa così, un asino, che lui dice, ma mi sembrava diversa questa. E nasce il mulo. Il contrario, cioè da un'asina e un cavallo nasce il bardotto. Il bardotto, che è un mezzo mulo, mezzo asino, mezzo cavallo, non si capisce, nitrisce e poi scalpita alla rovescia, ha delle robe pazzesche. E il mulo è l'unico animale che ha una crisi di identità, come Amanda Lear, cioè non riesce a sapere cos'è veramente. Poi ci sono stranezze, fermi, ci sono stranezze di animali, tipi, sapete qual è l'animale più vorace del mondo? È il toporagno. Il toporagno è detto ragno perché è piccolo, non perché fa delle natiche. È un topino così, tutto, ma bellissimo, un topino così. Piccolissimo, le sue codine, i baffettini, il suo musetto alla Niki Lauda. Tutto carino ed è il più vorace animale esistente sulla Terra. Lui mangia in 3 ore l'equivalente del suo peso. È come se uno normale, io mangiassi, non so, in 3 ore 80 kg di cibo. Figurati un po', è voracissimo, mangia tutto. Infatti ci sono stati degli episodi incredibili. Ad esempio, sapete che tanta gente tiene in casa, per darsi un tono, dei pitoni. Sì, ci sono gente che va in casa, vedi un sofà che si muove, è un pitone che gira per casa. Ora i pitoni e i boa mangiano topi vivi, perché il topo morto gli fa un po' schifo, invece è vivo. Per sbaglio, vi giuro, è successo che gli è andato un toporagno, un topino così. Dopo 10 minuti non c'erano più pitoni in giro e c'era il toporagno col tovagliolo che faceva cosa c'è di seconda? Me li mangio tutti. Era voracissimo. Poi ci sono animali incredibili, ad esempio uno dei più ecco, l'animale più verme che esista al mondo. Io sempre pensavo che fosse il lombrico. Il più verde, invece è il capriolo! Il capriolo, quello che svetta sulle vette, il capriolo, che è di una vermoggiasine, è di una vigliaccheria, vede gli scoiattoli feriti, va lì con gli zoccoli, butta giù dalle rupi i parenti, e l'animale in assoluto al mondo più crudele del mondo è quell'animale, è la tortora. La tortora è l'animale più crudele del mondo, perché quando non è in accoppiamento, nel periodo dell'accoppiamento, la mette insieme una tortora al maschio nella gabbia, becca il maschio fino a ridurlo in fin di vita. Non lo uccide. Va bene, pensate alla spietatezza di questa bestia. Non lo uccide, come lui tira un po' sulla testa, un altro becco e l'ha messa lì. La tortora è l'unico animale che si realizza con la sofferenza degli altri, come appunto Enzo Tortora. Va bene, comunque
È una cosa, poi ci sono animali nel mondo, tipo i pesci. Pesci, io mi sono sempre chiesto, perché un pesce che mangia nell'acqua non gli viene la congestione? Va bene. Non esiste. Vabbè, scusate, è una stupidaggine, mi è venuta in mente. Va bene. Invece c'è un pesce che vive nella Malesia e in India, di acqua dolce, che un pesce si nutre esclusivamente di formiche. Ora guarda che è pazzesco, perché non è che c'è pieno di formiche subacquee nel più. Allora, lui è proprio, è un formico dipendente, non può farne a meno. Come passano? No, vi giuro, allora come fa? Fermi! Allora come fa a mangiare le formiche? Sapete come fa? Ma non sono cose che mi invento io, ragazzi. Allora esce dall'acqua e cammina. Ti immagini un pesce che cammina dandosi... Cammina, poi ha dei rostri, va su un albero, si mette su un ramo, ve lo giuro, si mette lì e comincia a puzzare di pesce. Si puzza di pesce che gli viene benissimo. Le formiche, senti che odorino. Arrivano lì, quando è bello tutto coperto di formiche, pluff, si butta nell'acqua e se le spolpa tutte. Ahia, avrei voluto parlarvi di altre scannette qua. Traiamo la massima da Ugo, la bocca della verità. La massima è: tanto va il capriolo al lardo che ci lascia lo stambecco. Ciao a tutti, ciao, ciao.